Luigi Picone, quanto rammarico c'è per questa sconfitta? Assolutamente un po' di rammarico sicuramente lo abbiamo, perché comunque venivamo da un filotto di partite, al di là della partita con la Nissa, dove comunque conoscevamo il valore dell'avversario, nelle quali ce l'eravamo giocata e avevamo sopperito al meglio alle assenze che purtroppo in questo inizio di stagione ci hanno un attimino condizionato nelle dinamiche nell'assemblare la squadra. Però comunque oggi cominciavamo un attimino a vedere la luce, però diciamo siamo incappati in questa sconfitta e di conseguenza dobbiamo assolutamente da martedì pensare che dobbiamo sicuramente fare di più, dobbiamo sbracciarci un attimino e con grande umiltà e con grande sacrificio, così come abbiamo fatto finora, dobbiamo continuare il nostro percorso e pensare già alla partita di domenica contro il Fulgatore, che sicuramente presenta molte insidie. Ecco, la cosa più forse che dà rammarico sono stati quei minuti nel secondo tempo in cui la squadra ha tenuto il pallone, ha creato occasioni, però non è riuscita a concretizzare. Sì, assolutamente, però anche prima, perché abbiamo praticamente preso gol alla prima azione della partita, poi l'avevamo ripresa con una partita comunque che era sicuramente alla nostra portata e che comunque in termini di gioco, dopo aver pareggiato, avevamo praticamente in mano. Siamo stati un po' sfortunati nell'episodio del gol del 2-1 quasi allo scadere del primo tempo, dove comunque il calcio d'angolo è dubbio, però dico non è un alibi, ma abbiamo poi preso gol lasciando l'uomo solo sul secondo palo, che si è fatto trovare Ponte e ci ha infilato per la seconda volta e lì praticamente ci ha tagliato le gambe, perché è praticamente lì finito il primo tempo e di conseguenza poi nella ripresa sì, abbiamo ripreso il pallino del gioco, però ci siamo un attimino anche scoperti, perché ovviamente alla ricerca del pareggio, rischiando comunque di prendere il gol, e poi è stata in realtà così. Che partita sarà contro il Frugatore? Ma sicuramente dobbiamo un attimino, come ti dicevo prima, rimetterci sulla carreggiata giusta in termini di sacrificio, di umiltà, non che queste siano mancate, però evidentemente dobbiamo fare ancora di più e dobbiamo assolutamente calarci ulteriormente in questo percorso che conosciamo. Sappiamo che l'eccellenza è un campionato difficile, non ci sono partite facili al di là della classifica, al di là degli avversari, e quindi sicuramente dobbiamo immediatamente farci trovare pronti per la partita di domenica.